Quello del programma, quello là del dottore è un po' arrabbiato, no? Ogni volta. Quello lì. Speriamo i dinosauri. Sì, speriamo i dinosauri. No, io volevo i dinosauri. Volevi vedere i dinosauri? Sì. E dopo andiamo. Che era questa? Racconta. La donna più piccola del mondo questa, guarda. È una donna che era alta così e l'hanno messa a confronto con la grandezza di una cornetta del telefono di una volta. Era alto 30 centimetri. Era dell'Olanda, si chiamava Pauline Moosters. Nacque il 26 febbraio dell'876. All'età di 9 anni misurava 55 centimetri e pesava 1,5 kg. Come il flacone del detersivo per i piatti. Perché il cono da cipria così? Perché serviva per evitare che la cipria sparsa abbondantemente sulla conciatura della parrucca andasse negli occhi e il naso della cliente. Guarda che parrucche, altro di quello là. Lo usavano una volta, guarda i capelli. Porco cane. Il cappello a forma di barca, hai visto? Porca miseria. Per proteggerle dai Un topi lavaparrucche. mettevano le parrucche là sopra e l'acqua così i topi non andavano. Perché le parrucche erano molto costose e non erano alla portata di tutti, le usavano solo le persone ricche. Sì, e le facevano coi capelli veri. Difatti i poveri vendevano i propri capelli. Oddio, non lo so se si fa ancora. Sì, fanno le parrucche per le persone che hanno fatto chemio e vogliono la parrucca in capello vero, non quelle fitte. Italia, inquadrati. Cosa? Per favore, insegniamogli, non so più come fargli mettere, spiegargli a mettersi Ma la mascherina perché? correttamente, o il dentro per fuori, o il sopra per il sotto. Non è in Ok. grado. Il blu va per fuori, Ma è uguale. la parte del naso ce l'hai sul mento. Non è che un giorno la tiri per una volta la E metti. cambia colore. Ma la parte blu è stata a contatto con l'esterno della tasca, non è igienica, aiuto. Guarda chi c'è. Questi sono degli occhiali da parrucca. Vedi che non hanno le astine che vanno sulle orecchie? Perché se avevano la parrucca che copriva le orecchie, come facevano a mettere le astine, le stanghette sopra le orecchie? Allora, prima di mettere la parrucca si mettevano questo appoggiato sulla testa e poi sopra la parrucca così avevano gli occhiali. Il phon dell'epoca, il phon a petrolio, XIX secolo, è già XIX secolo, questo è il 1900. Mettevano il petrolio dietro e poi Cavevi che spusera dal petrolio. Vedi i brutti spazzoni di una volta, i ricchi spazzoni. Cioè invece di lavarsi, hai capito? Prendevano questa pellicetta per le pulci, no? Cioè tipo un cadavere da mettersi attorno al collo, no? Così le pulci, invece di andare nel loro corpo, andavano addosso al cadavere qua. Robe da matti. Cioè lavasse no, fa schifo. È l'uomo più alto del mondo. Io dove gli arrivo? Porco cane, gli arrivo in un punto un po' ambiguo. 2,72 m, porco Guarda cane. che a 5 anni era più alto di te lui, Sì, ma non che vuol tanto più alto Ale. di te adesso. Sì. Che schifo. Adesso ho sentito il dettaglio che ha aggiunto l'Alessia. Praticamente lo imbevevano di sangue, così le pulci entravano e dopo non uscivano più perché entravano dentro quei buchetti là. Che schifo. Cioè, piuttosto di lavarsi, dopo l'Alessia rompe le balle a me. Cioè, vedi, guarda sti qua cosa si inventano pur di non lavarsi. Sì, vabbè, ma cioè, ormai sono tutti stratatuati, quindi non so che più tatuato. Sì, esatto, ormai c'è tanta di quella gente tatuata così che mi fa basta. Anche e tose, parte da scritta sua coscia che mi pare il Parmacotto e dopo finisce così. Sì, è della serie buttare un salame giù dalle scale praticamente, no? 4 su un colpo solo. Porco cane? Sì, Cioè, 343 complessiva. centimetri. Quindi vuol dire complessiva è la somma di tutte le unghie della mano sinistra Che di questo schifo. signor Sridhar. Si vede che campava di quello, È no? un signore indiano. L'unghia del Una volta pollice, si inventava un po' l'unghia del di tutto pollice era per lunga campare, no? E quindi anche 82 questi, tra virgolette, centimetri, quindi con vuol tutto dire il rispetto, ma quello del Anche se termine, arrotolato, fenomeni ma da era baraccone, lunga così. dovevano inventarsi queste cose qua. Cioè, è chiaro che non è piacevole avere le unghie così, erano costretti e così davano spettacolo e ricevevano skate. Neonato più grande. 10 kg, è stato 10 kg di neonato, è stato partorito, spero che abbia fatto Anche un qua cesareo, il sta marito qui qua. della signora, cioè qua, anche lui butta il salame giù dalle scale praticamente, come si dice da noi, no? Poverano. Questa visione un po' romantica del postpartum. Poverina. Io mi ricordo che c'era il preservativo di lana per l'inverno, non c'è più. Una volta usavano le budella, perché erano un po'. Non avevano tanto il c'è questa cosa senso qui, estetico. Le gorgere indicavano qui nobiltà. serve a me questa in certe occasioni, così non potete più dirmi fatela. Mettiti la mascherina, siamo in un luogo chiuso.
non c'è nessuno. Non importa. Cioè questa serviva a distinguere i nobili. Certo, non Cioè, posso mentre, abbassarmi. mentre secondo me serve per distinguere i ritardati mentali. Cioè uno è ritardato mentale, va in giro con sta roba qua che gli impedisce i movimenti, e uno non ce l'ha, non è Guarda qua, per ritardato fare i culoni mentale. questo. Quella per fare i culoni. Imbottitura Ah. usata dalle signore alla moda, veniva allacciata in vita per maggiorare la forma del posteriore. Quello che fanno adesso gli squat, là, le tipe, che c'è la moda, no? No, in Brasile, cioè, comunque in qualche, dappertutto sì, il ormai twerking l'ha sì, lanciata. ma a Singano non piace, a Singano piace il culetto da sesso, no? I culoni da, non so. Ascolta le lezioni della professoressa Alessia, vieni qua, ascolta bel pompino, senti. Le imbottiture per polpaccio nel XIX secolo erano molto usate non solo dalle donne che ricorrevano a cuscinetti di cera o di tela imbottita per migliorare l'aspetto del seno. Hai capito? Quindi già Mettevano una le volta- tette finte, pompavano le tette, Anche. pimp my tit. Ah, spiego. Adesso ci sono i reggiseni, i push-up che hanno un sacco di imbottitura là, Quindi che anche spesso tu, faccia anche caldo. quando vediamo le tettone in giro che diciamo guarda che tettone, bisogna stare attenti, possono essere false, hai capito? Stai attento, come i soldi che ti ho spiegato, uguale, anche le tette sono false. Ma venivano Resta usate attento. anche dagli uomini che imbottivano le calze per apparire più muscolosi. Ah, i polpacci vuol dire che uno fa tante E scale. i polpacci cioè, è quando diverso. erano di moda i pantaloni corti, anche là sembra uno, guarda che bello, muscoloso, qua là invece in realtà- era un girino. Ah, 4 cassetti sotto, insomma, ho capito. Pensa tinte le robe svelte, ora che te cava te li metti, te sembra subito. Cuffiette cinesi per orecchie, Non so. usate dalle nobili donne cinesi nei periodi freddi per proteggere le orecchie. Ah, ce l'avevo anch'io da piccolo, forma di panda, no, forma di panda. Era di peluche. Sì. Ah sì, guarda, vedi? Una volta facevano la pipì e la cacca dentro qua, guarda che bello. E guarda, in questo c'è anche dentro un occhio che ti guarda mentre tu fai la pipì e la cacca, c'è quest'occhio che ti guarda. Posso vedere? È bellissimo, sì. Com'è il vaso dei giochi erotici? No, Spera. veniva C'è scritto il 2, vaso. regalato in occasione delle nozze. Curioso è l'occhio del marito raffigurato sul fondo dello stesso. Questo. Vaso per giochi erotici. La scritta significa per la mia curiosità. Ma che gioco è? C'è un occhio che ti Curioso guarda vaso mentre scagazzi. utilizzate dalle signore per urinare in piedi. A quel tempo le prediche di un famoso sacerdote duravano spesso delle ore e ciò causavano un poco imbarazzo alle signore in quanto non potevano lasciare la chiesa e per questo motivo che usavano tali vasi. Facevano... Quello là se lo tenevano in mezzo alle gambe intanto che il prete dea messa, Si è messa inchinati, e alzati, piscea. siediti, Hai un concetto di Il 2 è decenza e quello là di per i Eros giochi che mi ha fatto erotici, basta. vedi che ha lo specchio sul fondo. Italia, sto mondo che ha un gusti strani, eh? Sì, la donna con la vita donna più dai stretta. fianchi la vita più Aia, stretta. sono tirati i peli del baffo. Una volta nella bellezza femminile era determinante la dimensione della vita, Tipo Jessica Rabbit. cioè dove ci stanno gli organi interni. Non lo so. Le donne già dall'adolescenza venivano abituate a portare dei rigidi bustini Che col che tempo... con il tempo deformavano il loro corpo. Pensa a te. La vita dell'attrice francese raggiunse i 33 cm di circonferenza, cioè così. Che schifo. Cioè, ma guarda che è difficile mantenere anche l'equilibrio. Avevo visto un Guinness World Record con Gerry Scotti anni fa. E dopo Cioè, quella quella con che aveva la vita più sottile, che doveva sostenere perché non aveva... Sembrava quei pupazzetti con la molla che mette sul cruscotto, poveretto. Però doveva battere il record. Ma era anche anzianotta. Il granchio più grande è 18 kg. Vabbè, 3,70 m di che? Di dove? Il mare di Jesolo. Ma no, il mare di Jesolo. Ah, la costa del Giappone, là hanno sempre, sì, i calamari fritti là, giganti e tutte le robe. È simpatico, dai, è un po' tipo il focus materializzato sto museo, no? Hai capito? Il ciccio qua, questo qua, il ciccio pasticcio qua, è stato 185 giorni in equilibrio su un filo lungo 120 metri a 25 metri di altezza. Ma domanda, per andare a mangiare e a fare i bisogni? Avanti e Lavarsi? indietro per tenersi in forma, è incredibile la sua capacità di dormire in equilibrio, non lo so. Ci avrà scagazzato quanti giorni? 185, beh sì, in tutti quei mesi vuoi... pisciava, gli allungavano la roba. Oh, contento lui. Italia è rimasto identico a 30 anni fa, veramente, anzi a più di 30 anni fa perché ero ancora più piccolo, adesso ne ho 38, avrò avuto 5-6 anni la prima volta. È identico, non ha cambiato di una virgola, hanno solo aggiunto le TV LCD e basta, il resto no, giuro.
a disposizione, tutto uguale. Che bello, proprio un bel trip. Monociclo, che forte! Beh, oddio, monociclo sarebbe un biciclo alla fine, triciclo, quadriciclo, cioè se uno deve fare proprio il pignolo, no? Cioè 1, 2, 3, 4 e... Cosa c'è, Gioia? Dimmi se ci sono le robe del sesso, che io non mi ricordo. Una volta non c'era tipo un museo del sesso, qualcosa dentro da qualche parte. In Olanda? Ah, che belle le mascherine d'infamia. Queste le mettevano alle donne chiacchierone, ai comari, quindi tipo nel mio paese sarie tutte le vecette con queste mascherine qua, hai capito? Guarda Italia, vedi? Tutte così. Mentre Singano avrebbe questa bellissima collanina qua, esatto. Questa era per i beoni e questa per i giocatori d'azzardo. Ah, bellissimo il costume da spiaggia, molto sexy. Ah, guarda, perfino oltre alla sottana, le braghe sotto. Guarda che ci sono popolazioni che la religione li impone ancora così, quelle Sì. no, le ho viste. Vai in montagna? Cos'è? Cucchiaio da malato, no? Per bere la minestra dal letto. Ah, che ti dà... Perché c'è l'ora? Il 2. Il 3, perché allora il Adesso 3? te lo dico. Cucchiaino da malato, poteva deglutire medicine o liquidi con questo Forse ti mettevi nell'ora qua, a che ora avevi preso la medicina, no? 4 quello Credo, con cucchi così vedevi l'ultima quando l'avevi presa. 4 cucchiaino da viaggio. Ah. Serviva anche per la preparazione di tè e altri infusi, vedi uno più. Ma quella è una bella roba, Ale. Per il camper e alleggeriresti. No, non perché sto ti basta una scherzando. cosa Ma lì. lascia stare, parti scherzi. Manca da pulire, quanto meglio è rispetto a quella cagata, l'acqua di quella palla lì. Ogni volta Pensa a quello spendi quando un veniva litro di acqua per dentro, lavarlo. infuocato. Ma qua lavare è semplicissimo, quell'altro no. Ah, la tazza per i baffoni, vedi? Che vanno tanto di moda, vedi? E così potevi bere senza smerdarti la barba. Ah, altro che Buffalo, questi che mangiavano i risi in testa, al marchio Buffalo con le sue zeppe da 25 cm. Porca miseriazza. Guarda i roller, vieni qua. No, le Birkenstock è un marchio di ciabatte tedesche, no? Non sapevo. Sì. Che ciabatte strane, tutte robe strane. Qui queste devono essere comodissime. Sì, queste sì. Ma anche quelle a unghie sono per pulirsi il naso. Ah no, paraunghie cinesi. Venivano utilizzati i mandarini dalle persone di classe sociale elevata, quindi potrei usarli anch'io. Ah no, mi ricordavo male, è il portapreservativo, non era il preservativo di lana. Difatti, vedete, avevo detto, in quel periodo i preservativi erano in budella di animale, tipo il salame, e mettevi dell'altro salamino dentro, è sempre nelle budella. No, ma il senso dell'antimasturbazione, cioè te lo devi mettere attorno al ciccio. Vabbè, te lo togli, no? Cioè al nastrino, non capisco. No, c'ha gli spilli, vedi là dentro i chiodi. Vabbè, ma uno se lo toglie, no? Proviamo. No, e comunque se uno si risveglia la mattina felice, comunque, cioè, capisci, in ogni caso è una questione di circolazione, non di altro. Che bello, tutte le cose della vagina in Italia, guardi, la 1 è la cannula vaginale, se la mettevano su per la... Quando... avanti con i capelli. È museo, scusa, cioè, entriamo qua per ricevere della cultura. Quello che ha detto Fritz. Non so, riceviamo questa roba qua. Leggi. Aspetta, i cinesi che loro sono molto porcelloni, protegge una visita medica, siccome è conveniente essere toccate da un uomo, anche se medico, essi indicavano con le dita. Ah, ok, quindi quando andavano dal dottore, un po' come quando vedi nei film che interrogano i bambini per i processi di pedofilia, gli danno la bambola e toccano le parti, no, per spiegare, eccetera. Uguale le donne cinesi quando andavano dal medico gli dicevano, dottore, invece di dire, non so, dottore, ho sbattuto sulla carega, ho battuto sulla sedia, mi fa male il ginocchio, no? Dicevano, dottore, mi fa male qui, cioè capisci, è il senso della roba. Congegno Cosa? con l'avvisatore acustico. La cassetta con il campanello Sì. veniva collocata nella camera dei genitori. Sì. L'estremità del filo terminava con un anello con 2 contatti posto attorno al pene del ragazzo. Coca? Nel caso di erezione i 2 contatti si toccavano facendo suonare il campanello. Boia cool, un segometro praticamente. No, come c'era l'erezione andava là a 4 rambellate. Non lo so cos'è la 1. Cannula per le irrigazioni. Vedi, l'irrigazione. perché non è una cosa da maschi, quindi io non posso saperla. Cioè, se vuoi saperla devi chiedere a chi non è un maschio, cioè non a me, capisci? Eh sì, questo è il signore con i capelli più lunghi, guarda, e arriva fino downstairs, che significa al piano inferiore, che significa sotto. Era il capo di un monastero indiano, è arrivato a 7,92 m. La barba? 532 centimetri.
Nonna, guarda qua che ti dice sempre tagliati a barba, guarda. E dopo nonna diventa famosi, va in ti musei, vedi tu, e ti ha il tuo povero nuovo ogni volta tagliati a barba. Allora qua, impara, fate una cultura. Con i quadrati. Oddio. No, sul serio? Un po' di quadrate? Sì. Oddio. Questo, no, ho un po' i giramenti da ascesso, esatto, da infezione dei denti. Adesso vediamo di arrivare in terra, in patria. Dicono che nel 1927 sta scioretta qua, e quindi non so, avrà anche un bel ricordo, no? Si è ingerita 2533 oggetti nello stomaco. No, calma, aspetta, sono arrivato, perché gli hai detto cintura da maschera? Cintura da femmina e cintura da Ma non è proprio così, non è. cintura di cassetta femminile. Ma mantieni i bambini nell'ignoranza. Italia, te vedi quando dicono che a Mona non ha i denti, non è proprio vero. Una volta, poretti, sorsetti. Oh, bene, sono contento di aver trovato sta roba perché l'avevo già raccontata in un video, l'H passante, e qui confermano quanto io avevo già spiegato. Il nome deriva dal fatto che i frati portavano questa conchiglia, K, legata alla vita e la usavano per bere. Ecco perché K Santa, vedi come ti aveva spiegato Singano. Mamma mia che schifezze qua. Ingozzava le bambine come le oche da foglie grasse con gli imbuti, vedi quello è l'imbuto da ingrassamento, malati al cervello, eccolo là il 2, mamma mia. E ne ha fatte l'essere umano nel corso della storia. Questo mi sembra una buona idea. Signore, sì, certe sono proprio cagate, tipo quella degli occhiali. Cioè in base a come metti il cappello, come ti cade, ovviamente si spostano anche gli occhiali, no? E quella delle maniche, non ho capito, il pianoforte, c'era scritto il 2. Dispositivo personale, il pianoforte, aveva lo scopo di aiutare la sorella a sveltire il movimento delle dita suonando il pianoforte. Cosa c'entra la sorella? Ale, non capisco. Perché dicono queste cose? Da difesa. Ho capito io come funziona praticamente. Gli infili questo nelle dita, lei sta suonando, ma siccome è lenta, uno dei due fratelli là che l'ha inventato gli alza velocemente le astine là che le muovono le dita per muovergli le dita più veloci, tipo un burattino con i fili. Allora che suonino loro. Come succede una volta, ti infilavi là da lì. Da sotto, sì. Primi pattini a rotelle. Belgio 1760. No, Italia, basta, non ho più voglia di far video. Cioè, primo la mascherina mi imbestialisce, cioè io odio ste robe con la mascherina, non respiro, mi cade tutto e dopo l'infezione la sento, insomma, ecco qua l'ascesso del dente, quindi chiudiamo qua la puntata, comunque il museo è molto bello, tanta roba e basta. Ciao. Provare con i fogli ben stampati vi rimane, se volete, un'altra curiosità del museo. Ciao Fuffetto, ciao, ci siamo già visti io e te, abbiamo già capito tutto. Sì. Guarda, Io da piccola pensavo fosse un cane senza zampe, cane pallina lo chiamavo. è bellissimo. Avevo visto una foto. Guarda, seduto qua, felice, guarda che spettacolo, guarda. That's what she just did one punch for me. You know what I'm saying? Just go, you can't fuck. Come here, observe this matter now. So what is this up? These girls, man, they don't get you, Jerry. Young bear, only you know la first for Facebook, boss lady for Snapchat. Bronze guess, you the one see what, but yet you never love a man like that. All your guests send about the post, fake bag you the carry and you the boss. I'm not sure when I not just 50k. Your puna get gold, human hair you the carry na 250k. You fit can buy gold. Fermati un attimo perché vedi qua, tac, abbiamo trovato la piadineria tipica per strada e Alessia, eccola lì a sinistra, tutta felice che voleva prendersi la piadina romagnola. Alessia è una morosa tipica, eh?